Lei candidato sindaco, per quali liste, chi rappresenta, chi è, da chi è composta la sua lista? Io mi chiamo Luca Lendar, sono un giovane insegnante, sono anche il più giovane candidato sindaco di Padova per queste elezioni amministrative. Sono due le liste che mi sostengono, Tutta Nostra la Città e Solidarietà Ambiente Lavoro. Due liste composte da persone di ogni età, da giovanissimi ventenni fino a persone che hanno molti più anni e hanno una vita intera spesa a impegnarsi per modificare e migliorare le condizioni di vita a Padova. Quindi sono delle liste composte in particolar modo da attivisti, persone che si impegnano ogni giorno in ambito culturale, sociale, politico, sindacale, in battaglie e comitati come quelle per la scuola pubblica, la sanità pubblica, contro la quarta linea dell'inceneritore e tante altre iniziative di questo genere. Quindi due progetti collettivi che vogliono portare un rinnovamento e i bisogni delle persone al centro della politica di Padova. Tutta mia la città è la parafrasi del titolo di una canzone che esprime serenità, esprime libertà, esprime rispetto dell'ambiente. Sì, noi abbiamo voluto chiamarla Tutta Nostra la Città proprio per indicare questo momento e questo movimento di riappropriazione. Le cittadine e i cittadini di Padova, chi vive, lavora e anche studia in questa città ha bisogno di appropriarsi di potere decisionale sulle scelte strategiche per il futuro di questa città, perché se non mettiamo al centro i bisogni delle persone, la giustizia sociale, la giustizia ecologica, un futuro degno di essere vissuto rischiamo addirittura di non averlo. Quindi abbiamo voluto riprendere questo motivo conosciuto da tutti, che anche la musica, mettendola al centro, insomma, anche della nostra idea di città, un'idea che mette la cultura al centro, e però ripensandola in un senso collettivo. I giovani, l'università, però in questi ultimi mesi sono anche oggetto di attacchi da parte dei residenti, attacchi anche legittimi, perché effettivamente i residenti di due aree della città, soprattutto il centro storico, le piazze e il portello, perché il mercoledì sera, quello che è un momento di aggregazione, si trasforma anche, la movida diventa mala movida con atteggiamenti di scarso rispetto della quiete pubblica e anche di decoro urbano, quando non ci siano anche episodi che trascendono. Ma certo, però questo è l'effetto non tanto della maleducazione dei giovani quanto della povertà di offerta culturale e sociale che una città come Padova, che fa dell'università e dei giovani una grandissima ricchezza. Ebbene, sono troppo poche le cose che i giovani possono fare in questa città e quindi è normale, è naturale che ci si concentri in alcuni luoghi, quelli che sono stati riempiti di plateatici, di luoghi del puro consumo e della pura movida, mentre noi pensiamo che non si debbano demonizzare i giovani, che vadano invece ascoltati nel loro e quindi anche nel nostro bisogno di socialità, una socialità non necessariamente legata al consumo e neanche al consumo di alcol, e si debbano diffondere ovunque luoghi dove ci si possa incontrare, stare assieme, godere di musica, teatro, cinema, tutte cose di cui purtroppo Padova, che pure ha tutta quanta questa ricchezza, risulta carente. Ed è rispetto a questo che noi pensiamo che si debba lavorare con molto più coraggio, senza mettere contro gli universitari e i residenti in una maniera che non porta da nessuna parte. Noi dobbiamo invece ripensare la città ascoltando tutti. Siamo in un periodo economico non facile, sono i dati di queste ore, l'aumento dell'inflazione, si parla anche di tassazione delle rendite, di taglio dei bonus a seconda della linea politica che si vuole abbracciare, c'è un'emergenza sociale anche a Padova, quindi bisogna investire anche in quella direzione, in servizi agli anziani, ai bambini, all'infanzia, alle famiglie. Assolutamente sì, noi siamo dell'idea che a livello nazionale ci dovrebbe essere una forte lotta all'evasione fiscale e una grande redistribuzione della ricchezza, perché le diseguaglianze che crescono anche in una fase come questa, quindi con poche persone che si arricchiscono sempre di più e la stragrande maggioranza che invece fa fatica ad arrivare a fine mese, non possono essere più accettabili.
un'amministrazione, un comune come quello di Padova potrebbe e dovrebbe fare molto in questo senso. Noi pensiamo che si debba lavorare innanzitutto sui servizi pubblici, rispetto ai quali siamo gli unici a dire che non debba esserci neanche un centesimo di profitto privato fatto dalle aziende che attualmente le gestiscono, pensiamo a ERA, pensiamo a Bus Italia, che hanno utili milionari, utili che paghiamo noi con le nostre bollette e che invece potrebbero essere ridotte, alleviando il peso e il carico, soprattutto per le famiglie più bisognose, se riportassimo sotto controllo pubblico la gestione di questi servizi. Quindi noi mettiamo al centro il welfare, che è anche un modo per pensare al salario in termini indiretti, ma mettiamo al centro anche la casa. Pensiamo che ci debba essere una politica molto più coraggiosa rispetto per esempio alle case popolari, che debbano essere garantite di modo che le liste d'attesa non siano così lunghe e che quindi sia garantito il diritto all'abitare. In questa maniera abbasseremmo anche il costo degli affitti, che sappiamo essere un problema non soltanto per la componente universitaria, ma per tutti i lavoratori e le lavoratrici di questa città. E da ultimo abbiamo lanciato simbolicamente la candidatura di Padova a capitale della dignità del lavoro. Uno dei problemi sociali è che anche quando c'è il lavoro, anche in una città come Padova, spesso e volentieri non è sufficiente per avere una vita dignitosa, perché i salari sono troppo bassi, le condizioni di lavoro sono delle condizioni di sfruttamento. Ebbene, il Comune di Padova dovrebbe essere parte attiva per ripensare questo sistema e mettere al centro della qualità delle relazioni di lavoro che non porti a questo tipo di problemi. Si sta parlando di salario minimo proprio in queste ore. Sì, noi pensiamo che addirittura il Comune di Padova dovrebbe essere un'avanguardia da questo punto di vista ed inserire un punto legato al salario minimo di almeno 10 euro nei contratti d'appalto e quindi non soltanto avere molta più trasparenza rispetto a quello che attualmente sono per esempio il numero di lavoratori e di lavoratrici impiegati negli appalti del Comune di Padova, che quindi lavorano per la città ma attraverso cooperative, agenzie, imprese di altro genere. Quindi sapere quanti sono questi lavoratori, quali contratto si applica ed inserire anche un elemento come quello del salario minimo che permetterebbe in questa maniera di porre un discorso rispetto a tutti gli altri enti pubblici e privati e garantire appunto un salario dignitoso a tutti coloro e tutte coloro che lavorano per la collettività. Da sindaco, quali le priorità da mettere subito in campo, quali le prime azioni da fare? Ma le priorità sono sicuramente lavorare sulla questione delle bollette, impiegando tutto quanto dividendi di ERA, il tesoretto di dividendi di ERA del Comune a sostegno delle utenze svantaggiate, mettendo subito in cantiere l'interruzione dei contratti con queste aziende, con queste multi-utility private e una gestione in-house che permetta di abbassare le bollette anche in futuro, quindi una misura strutturale e non una tantum, e poi un discorso legato alla cultura. Noi stiamo parlando molto per fortuna di cultura a Padova e anche di turismo. Noi pensiamo che non sia però il turismo dei grandi eventi o del mordi e fuggi per vedere soltanto il santo, la cappella degli Scrovegni, una ricetta per rilanciare Padova, ma invece fare una sperimentazione come quella di un biglietto unico ad un prezzo agevolato, soprattutto per i residenti o i residenti del Veneto, di modo da rilanciare prima il turismo di prossimità, valorizzando tutto il patrimonio culturale di Padova e in questa maniera anche il turismo di livello internazionale. Padova può essere all'altezza di questo se riparte dai bisogni dei suoi cittadini e non soltanto dei turisti che possono spendere centinaia di euro per una sola notte. C'è stata una lettera sottoscritta nei suoi confronti, ci spiega che cosa significa? Ma è stata una lettera scritta spontaneamente da più di 30 persone di rilievo che sono parte del mondo intellettuale, dell'università, ma anche dell'agricoltura, delle professioni, che hanno visto in me e nelle due liste che mi sostengono la necessaria svolta rispetto ad una politica che, anche se di facciata almeno progressista e di sinistra, in realtà sta facendo gli interessi, come in questi ultimi 5 anni, dei grandi potentati, delle grandi lobby, delle grandi consorterie che governano Padova da troppo tempo, sia che fosse la cosiddetta sinistra, sia che fosse la destra al governo. Tutte quante queste persone, e questo mi ha reso orgoglioso e ancora con maggiore responsabilità, pensano che attraverso la mia figura e soprattutto i progetti che mi sostengono si possa cambiare aria. E di questa responsabilità ci faremo carico fino in fondo, portando all'interno del Consiglio Comunale delle voci indipendenti che rispondono solo ed esclusivamente ai cittadini e alle cittadine di Padova. Un bel attestato di stima, un bel viatico, quasi una vittoria.
Ma questo non si può assolutamente dire, la stima è ricambiata perché molte di queste persone sono dei riferimenti per quanto mi riguarda e riguarda moltissime persone in città dal punto di vista umano, politico, anche scientifico. Quindi ancora maggiore forza alla nostra idea di città, alla nostra idea di cambiamento e ancora maggiore coerenza, perché è questo quello di cui abbiamo bisogno, di avere delle idee chiare e di portarle avanti con coerenza e con la solidità delle proposte che la nostra città sa offrire. In caso di ballottaggio, quali apparentamenti potresti accettare? Ci sono molte delle liste civiche, molte dei suoi colleghi candidati che in qualche modo nell'illustrare il programma politico ci sono molti punti in comune con voi. Avete già un pensiero in merito oppure prima un passo alla volta? Ma noi diciamo che una delle esigenze che ci ha mosso a mettere in piedi questa impresa è quella proprio dell'indipendenza e della coerenza, perché purtroppo abbiamo visto che anche esperienze che partivano con una dimensione progressista e popolare, con delle rivendicazioni assolutamente giuste nella direzione della giustizia ecologica e sociale, poi a governare con forze come il Partito Democratico hanno optato costantemente per dei compromessi al ribasso e in questa maniera si è difeso lo status quo e non si è migliorata la vita della città di Padova. Proprio per questo la nostra idea è quella di rimanere indipendenti fino alla fine e di non fare nessun accordo, nessun apparentamento, in particolar modo nessun accordo per le poltrone, perché la politica degli accordi ha stufato e ha contribuito a rendere ancora più distanti le cittadine e i cittadini dalla politica, di cui invece noi dobbiamo riappropriarci perché questo significa migliorare le nostre vite insieme. Questo dovrebbe essere la politica e non fare carriera o tenersi la poltrona sotto il sedere.